Buonasera, ben ritrovati a Punti di Vista. Vi invito a seguirci perché questa sera parleremo di un argomento che interessa tutti noi, quindi una puntata di approfondimento. Parleremo dell'autonomia del Veneto. Era il 22 ottobre del 2017 quando i veneti furono chiamati al referendum sull'autonomia. Di cose da allora ne sono cambiate, ma cosa è cambiato? Cosa è successo in questo lungo percorso e quali saranno le prospettive future? Allora io presento subito il nostro ospite che insomma di questo argomento ne può parlare per ore e ore e ore. Benvenuto all'avvocato Alessio Morosin. Grazie a lei dell'invito e buonasera ai telespettatori. Allora, insomma, prima di fare lo stato attuale delle cose, tra l'altro, insomma, questa è una settimana importante in cui c'è la ricorrenza di quel giorno, ne sono cambiate tantissime, magari le considerazioni le facciamo alla fine. Facciamo un passo indietro, avvocato, ricordiamo come è nato questo referendum e l'idea dell'autonomia. Allora, io posso dire con orgoglio che... Lei ha avuto un ruolo importante. Beh, diciamo di sì, ecco, non schermiamoci dietro alla modestia, perché quello che è avvenuto lo conoscono coloro che seguono la politica. Nel 2013 fu avviato un percorso di raccolta firme per un referendum sull'indipendenza, in esercizio del diritto di autodeterminazione dei popoli. Io contribuii a scrivere quella proposta di legge che ebbe molta attenzione, grande consenso. Vi fu una raccolta di firme che arrivarono in più momenti a 100.000 portate in Consiglio regionale. Vi furono ordini del giorno di quasi 200 consigli comunali del Veneto che invitavano la regione a discutere questa proposta di legge per magari approvarla o bocciarla, però discuterla, affrontare. Era un tema forte, sentito. Con tutta questa pressione popolare di base si arrivò in Consiglio regionale nel settembre 2013 e i consiglieri furono imbarazzati. Qualcuno addirittura diceva che parlare di un referendum per l'indipendenza avrebbe potuto portare a iniziative per lo scioglimento del Consiglio regionale, quindi una iniziativa dirompente. Allora, proprio per moderare questo pericolo, che si diceva in realtà non era un pericolo, perché ogni consultazione democratica ovviamente non può essere un pericolo, un referendum consultivo tantomeno, scattò in regione l'iniziativa di temperare questa iniziativa, appunto questa nostra proposta forte, con un referendum per l'autonomia. Praticamente a quel punto il nostro progetto di legge 342 al nostro progetto si affiancò un altro progetto di legge, il 392, e questi due insieme furono istruiti e alla fine votati il 12 giugno 2014 e diventarono la legge regionale 15 per l'autonomia e 16 per l'indipendenza, il referendum per l'autonomia e il referendum per l'indipendenza. Queste due leggi furono poi impugnate dal Consiglio dei Ministri il 9 agosto 2014, si andò quindi in Corte Costituzionale e io ci andai come avvocato per Indipendenza Veneta, che era l'ente, il padre naturale dell'iniziativa referendaria per l'indipendenza. Ecco, e lì cosa accadde? Accadde che la Corte Costituzionale ovviamente dichiarò, dico ovviamente perché noi lo davamo per scontato, dichiarò inammissibile il ricorso, il referendum, la richiesta di referendum per l'indipendenza, ritenendolo extra ordinem, quello che dicevamo anche noi, nel senso che noi sostenevamo, e questa è la tesi anche molto bella e apprezzata da qualche costituzionalista libero, che la Corte avrebbe dovuto dichiararsi incompetente più che rigettarlo, perché la nostra iniziativa referendaria era fondata sul diritto di autodeterminazione dei popoli, che è anteriore alla Costituzione, che la precede, non contro la Costituzione. E quindi, al di là delle finezze giuridiche, sapevamo che sarebbe andata così, però è stato un macigno nello stagno, cioè ha obbligato la politica a prendere atto che questo territorio, questa che è una regione, un tempo è stato un Stato tra l'altro ammirato e studiato tuttora per i suoi ordinamenti interni in tutto il mondo,
che si è autogovernato indipendente e sovrano per 1100 anni. Quindi il Veneto non è una regione qualsiasi, non siamo migliori degli altri, ma siamo certamente diversi per storia ed insomma, esperienza. diciamo che comunque insomma, nel nostro paese il Veneto fa la differenza, lo vediamo anche nella gestione quotidiana, anche delle stesse emergenze, basta guardare fuori dalla finestra di casa per rendersi conto insomma, delle competenze che ci sono nella gestione. Assolutamente sì, e quindi come dicevo noi siamo stati i padri naturali e poi ci sono stati i padri putativi, anzi il padre putativo che è Zaia, cioè colui che si è dovuto far carico di questo progetto di un referendum per l'autonomia perché eravamo riusciti a far approvare queste due leggi. Attenzione però, perché il progetto di referendum per l'autonomia non era nel programma di governo di Zaia e della Lega, se lo sono trovato addosso e poi lo hanno gestito, quindi merito alla gestione successiva fino al referendum del 22 ottobre 2017. Però poi c'è stata una stagnazione. Ecco, che cosa è successo? Allora, gli italiani, insomma i veneti che si sono sentiti poi anche presi in giro, però insomma nessuno molla in questo procedimento. C'è chi è negativo sul futuro, dice ma dove andremo? E c'è chi invece dice, come dalla regione, no, tutto si farà. Secondo lei a che punto siamo? Siamo messi molto male, anche in questi giorni si sono fatti parecchi incontri in occasione della ricorrenza appunto della data del 22 ottobre, abbiamo sentito illustri costituzionalisti, cito uno per tutti, il professor Mario Bertolissi della nostra università, rinomata Università di Padova. Sì, proprio qualche giorno fa c'è stato un incontro importante. Sì, diciamo che però è stato un giorno che ci ha un po' avvilito perché si è parlato il 22 ottobre di una festa dell'autonomia. In realtà non c'è nulla da festeggiare, io direi che il 22 ottobre, ricordando sia quello del 2017, sia il 22 ottobre 1866, dove i nostri avi votarono per l'adesione al Regno Sabaudo, quindi all'Italia, e sono due date che dovrebbero essere ricordate per il valore identitario e per la rivendicazione di dignità. Queste sono due parole che a noi stanno a cuore. La dignità, cioè non possiamo essere maltrattati in una trattativa con lo Stato in ordine a una modesta autonomia differenziata, così come sta avvenendo adesso. Perché vedi, il 116 terzo comma della Costituzione, nell'aspetto tecnico, vediamo magari se ritiene utile nel profilo tecnico giuridico, nel modo semplice, dice che non tutte le 20 regioni, anzi sarebbero 15 perché 5 sono a statuto speciale, sono interessate all'autonomia differenziata. Il 116 dice la regione interessata, quindi parla al singolare, sia per quanto riguarda l'iniziativa, sia per quanto riguarda poi, se l'iniziativa va a buon fine, per arrivare alla famosa intesa sull'autonomia differenziata. Quindi la regione interessata al singolare. Ma è comprensibile anche il perché nella Costituzione, qui la legge fondamentale riformata nel 2001, si parla in questo modo? Perché l'Italia non ha una omologazione, una realtà omogenea di regioni. Cioè, io faccio sempre l'esempio, il Molise, con tutto rispetto io ho anche amici molisani, ha 290 poco più 1000 abitanti, un terzo della provincia di Padova. Allora, come può pensarsi seriamente che una regione come il Molise, ma anche la Basilicata, che ne ha poco più di 500.000, quindi metà di una provincia, possano così pensare di richiedere competenze ulteriori di autonomia che non hanno neanche la struttura organizzativa, i mezzi economici, un apparato amministrativo necessario per governare meglio quelle materie che attualmente e quelle materie e quelle funzioni che attualmente sono in capo allo Stato. Quindi avvocato, lei ha parlato proprio di materie, quindi io vorrei spiegare, perché secondo me ci sono ancora tante persone che non hanno ben chiaro che cosa cambierebbe per la regione. Diciamo che per i cittadini di questo territorio, che è il Veneto, cambierebbero sicuramente molte cose, perché ci sono, è una norma anche di carattere generale, il principio della sussidiarietà. Partiamo da quello. Ogni decisione
che si può adottare più vicino ai cittadini è preferibile ad ogni decisione che viene adottata altrove. Questo è il criterio ispiratore anche del concetto dell'autonomia e del decentramento. Ma prima di arrivare alle materie, voglio dire, chi si straccia le vesti dicendo che divide l'Italia, che dice delle cose, delle sciocchezze. Perché? L'articolo 5 della Costituzione, quello che molti chiamano per ricordare l'unità e indivisibilità della Repubblica, dice all'ultima parte, no, che la Repubblica adegua, dice testualmente così, non lo cito tutto per non fare professorino, non è il caso, però l'ultimo periodo è interessante, dice che la Repubblica adegua i principi e i metodi della sua legislazione, attenzione, alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. Adegua, cioè vuol dire che la Repubblica invita a farlo. china, piega, orienta le sue scelte alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. Quindi non è la regione che chiede, è lo Stato che deve andare incontro, articolo 5 della Costituzione. Però a questo punto, insomma, noi ci troviamo con un sacco di ricorsi, con una legge che sembra sempre più vicina, ma che in realtà è bloccata. Guardi, la legge Calderoli, io ce l'ho sotto mano, è la numero 86 del 2024. Non è una legge sull'autonomia, come impropriamente è stato spiegato. È una legge che non serviva. In questi giorni io ho assistito a moltissimi incontri, anche il professor Giovanardi, il professor Stevanato, il professor Mazzarolli, oltre a Bertolissi, che sono gli esperti costituzionalisti o tributaristi che quindi hanno ben a conoscenza del quadro, dicono che questa legge, ma è evidente, non serviva. La legge Calderoli non serviva perché il 116 terzo comma prevede che la regione interessata che assume l'iniziativa e il governo trattino direttamente sulle 23 materie per raggiungere delle intese. Vogliamo anche la controprova. Dopo il referendum del 22 ottobre 2017 ci fu il 28 febbraio 2018 col governo Gentiloni una pre-intesa quadro direttamente sulle materie. Però, siccome c'era paura che il Veneto andasse in avanti, si spacca l'Italia, si creano diseguaglianze ci sono già. Non è l'autonomia che ha creato... Però lei non ha, cioè io ho avuto la percezione che anche molti ospiti che sono stati qui a Punti di Vista nel tempo, anche quando in occasione del 2017 si parlava del referendum, tanti erano a favore, poi improvvisamente hanno cambiato idea. Perché? Guardi, dottoressa Vassallo, il problema è semplicissimo. Nel 2017 c'è stata una risposta democratica, corale, popolare, 98,1% di sì, con una partecipazione ostacolata dallo Stato, il che è vergognoso perché non hanno consentito al Veneto di utilizzare la tessera elettorale normale. Abbiamo dovuto come regione crearci le tessere ad hoc. Questo non lo ricordo. Sì, io ricordo benissimo, ho vissuto tutte ed ha partecipato in una giornata di pioggia difficile il 57% dei veneti, senza contare il voto all'estero che anche in quel caso non si è potuto fare. Quindi tutto contro. E il risultato popolare è indiscutibile, 98,1% di sì, tra l'altro ha una dimensione politica estremamente ma anche importante. Quella politica che al tempo governava, e parlo di rappresentanti di partiti politici anche che venivano qui ospiti, erano a favore dell'autonomia. Sì. Poi improvvisamente qualcosa... Ma il risultato lo dice che era trasversale, quindi non era l'iniziativa di indipendenza veneta o della Lega o di un partito o di una maggioranza di governo. Tra l'altro non era, ripeto, nel programma del governo regionale, questo l'ho detto anche prima, no? E quindi c'era una trasversalità che qualificava la rilevanza della richiesta e soprattutto il sentire dei veneti che chiedono semplicemente di poter esercitare in piena responsabilità quelle funzioni che lo Stato esercita male o non esercita adeguatamente. Questo era l'obiettivo, un obiettivo alto, nobile, di assunzione di responsabilità, non di contrasto con qualcuno. Poi si è cambiato, la cosa paradossale, e finiamo, è che coloro i quali si sono rivoltati contro questa riforma
sono coloro che nel 2001 hanno approvato la stessa riforma costituzionale che ha introdotto l'autonomia differenziata. Quindi lei capisce tutto. Ecco, numerose sfaccettature di questo paese che insomma è sempre molto, molto colorato, mi verrebbe da dire. Questa sera stiamo facendo un viaggio di approfondimento nel progetto dell'autonomia del Veneto. Io lo chiamo progetto anche se c'è una legge, ma perché quando una legge è fatta non si riesce ad andare avanti? Ma perché l'Italia è il paese delle contraddizioni, è il paese dove chi dice una cosa poi fa l'esatto contrario. Accennavamo prima alla circostanza quasi incredibile che chi aveva introdotto l'autonomia differenziata nella riforma costituzionale del 2001 poi è tra coloro i quali oggi sono contro. Poi anche la questione della legge Calderoli, no? Io non ho buona memoria, perché chi fa politica non può non aver memoria. Calderoli, che è un ministro molto impegnato, quando presentò questo progetto di legge dice che gli venivano i brividi. No, io infatti in qualche commento disse, oddio, oltre al porcellum adesso abbiamo anche il brividellum. Perché disse Calderoli che gli venivano i brividi? Perché questa legge non sapeva da fare, perché non è previsto che ci sia una legge ordinaria che regola l'attuazione di... Cioè lei diceva si poteva andare avanti lo stesso. No, e la prova è stata la preintesa quadro del 28 febbraio 2015 col governo Gentiloni su 5 materie che non avevano... Però la sinistra, chi voleva ostacolare questo progetto, ha inventato la necessità di una legge quadro. Infatti la legge Calderoli all'articolo 1 dice che la presente legge definisce i principi generali per l'attribuzione alle regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e competenze di autonomia e le modalità procedurali. Quindi una legge di principi generali e di modalità procedurali, non è la legge sull'autonomia ed è una legge che non serve. Proprio in questi giorni nuovamente il professor Bertolizzi, che ormai citiamo sempre, è un esperto quindi inattaccabile, diceva che questa cosa ha dell'assurdo perché questa, la legge Calderoli, è una legge ordinaria che non annulla, non potrà essere in qualche modo stringente, limitante della legge che andrà a approvare le intese, perché la legge che andrà a approvare le intese non è una legge ordinaria, è una legge rafforzata, perché il 116 terzo comma dice che quella intesa, se ci sarà, tra la singola regione e il governo, deve essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento, non la maggioranza che si troverà in aula. Quindi vuol dire che ci deve essere metà più uno di tutti gli appartenenti all'aula parlamentare. Quindi voglio dire, è una situazione paradossale. Sente, con i ricorsi come siamo messi? Quali ricorsi? Quelli delle 5 regioni, esatto. Ma questi sono quasi ridicoli, ma perché? Proprio perché la domanda è pertinente e puntuale, mi fa piacere, proprio perché una legge di principi generali e di modalità di procedura non intacca minimamente le competenze, le funzioni e i diritti delle altre regioni. È una legge quadro, semmai potrebbero impugnare un domani la legge rafforzata sulle intese che concretamente dovessero realizzarsi tra una singola regione. Quindi, questo lo dice sempre l'illustre costituzionalista, veramente ha del ridicolo e dell'incredibile che ci siano state, per giunta delle regioni come la Sardegna, la nobile terra di Sardegna, che però è mai guidata evidentemente politicamente, che come regione a statuto speciale si oppone a una legge di principi e delle modalità procedurali che non è ancora di autonomia. Cioè, qui c'è il pregiudizio. Qui c'è l'avversità a priori, qui è mi metto di traverso perché voglio impedire agli altri... Insomma è la politica come sempre che divide. Bravissima. E che crea gli ostacoli. Intanto in questi giorni il Veneto ha celebrato la prima giornata dell'autonomia istituita dal Consiglio regionale, dalla Regione Veneto. Qual è il suo punto di vista? Guardi, verso questo giorno? Non c'è nulla da celebrare perché l'autonomia non c'è, semmai bisogna aspettare la legge
sull'intesa per l'autonomia. Questa è una legge sui principi e le procedure, quindi c'è nulla da celebrare. Va ricordato invece, questo sia importante, la data del 22 ottobre 2017, come va ricordata la stessa data del 22 ottobre 1866, perché in quella data fu un plebiscito dove i veneti decisero, si fa per dire perché il buon Indro Montanelli, che tutti abbiamo conosciuto, scrisse su questo argomento rappresentando che quello è stato un plebiscito truffa, cioè un imbroglio. Però vedete, è un imbroglio però che ha costretto l'Italia a riconoscere che bisognava passare attraverso un voto popolare prima di far aderire il Veneto, che apparteneva all'impero austro-ungarico prima, al Regno Sabaudo. E infatti il Veneto fu ceduto alla Francia e disse: può diventare parte del regno italiano, del Regno Sabaudo, soltanto previo consenso dei cittadini. Quindi vuol dire il riconoscimento di una soggettività internazionale. Quella data è una data dell'identità e quella del 22 ottobre 2017 è un'altra data dell'identità. Io dico anche dell'identità e della dignità, perché così come ci stanno trattando veramente siamo presi vergognosamente in giro da tutti ed è intollerabile. Abbiamo un po' di dignità da salvare e credo che la regione possa fare di più. Appena saremo, io mi auguro di tornare in Consiglio regionale dopo 25 anni, l'anno prossimo, la prima cosa che faremo, cambieremo il nome del 22 ottobre, non è la data dove si festeggia l'autonomia, ma è la data dell'identità e della dignità, ricordando appunto il 22 ottobre che ho citato. Quindi insomma percepiamo già il suo animo agguerrito ricordiamo che ci saranno le elezioni regionali nel 2025, quindi insomma abbiamo già capito che scenderà di nuovo in pista. Diciamo di sì, è un animo partecipativo, perché non mi piace la contrapposizione, con gli anni si matura anche. Una volta ho sempre la passione, questo sì è il mio connotato personale, ho la passione perché mi piace lavorare per la mia terra, penso di avere anche qualche idea e una grande esperienza, ho avuto anche un passaggio in Consiglio regionale tra il 95 e il 2000 e vorrei mettere a disposizione, ma non come si dice platealmente, per cambiare veramente, perché oggi la Regione Veneto, il Consiglio regionale non conta nulla sul panorama italiano e la stessa giunta regionale è purtroppo piegata rispetto alle esigenze della politica che si gestiscono a Roma. Quindi è necessario un cambiamento che dia attenzione e priorità al territorio prima che ai partiti. Questo è il punto. Ecco, naturalmente lei ha espresso il suo punto di vista, se qualcuno vuole dire il contrario, vuole venire invece a raccontare, noi siamo sempre disponibili perché insomma siamo trasversali. Il confronto arricchisce tutti. Ecco, senta, io vorrei approfittare della sua presenza qui in qualità di avvocato anche per chiederle un po' un suo punto di vista su quello che sta succedendo tra il governo e la magistratura. Ci sono dei toni molto accesi, molto caldi, che potrebbero anche portare a dei risvolti impattanti sul nostro paese. Guardi, fanno un po' paura, no? Non è piacevole assistere a quello che vediamo in questi giorni perché effettivamente è molto grave. Io sono 44 anni che faccio la professione, quindi penso di aver maturato una certa esperienza. So, la magistratura ha bisogno di operare, quindi magistrati sia inquirenti che giudicanti, con autonomia e indipendenza, quindi senza condizionamenti. Però mi chiedo, e dico sempre, ma l'organo a tutela della indipendenza e autonomia della magistratura è il CSM, che è un organo istituzionale, Consiglio Superiore della Magistratura. Che cosa c'entra che accanto a questo organo istituzionale vi sia anche un organo di appartenenza di scuderie politiche e partitiche come l'Associazione Nazionale Magistrati, che è un sindacato delle toghe? L'Associazione Nazionale Magistrati non dovrebbe esistere. Dovrebbe essere letteralmente vietata. Lei pensi che ci sono magistrati che operano in giro, io li conosco anche personalmente, che sono di una area piuttosto che dell'altra, e sappiamo uno è di sinistra, l'altro è di destra, ma stiamo scherzando? Io di quando vado davanti a un giudice in tribunale, devo pensare che lui è terzo in tutti i sensi, non soltanto come appartenenza, ma anche come
come deve anche apparire oltre che essere indipendente, e questa è una cosa intollerabile, è un tema gravissimo. Senta, ma nel caso, no, questo giudizio che è stato espresso sull'Albania, sui migranti, non doveva eventualmente essere fatto secondo lei a priori quando il progetto era in divenire, perché certamente insomma lo sapevano? Ma a mio parere ci sono delle scelte speculative su quella vicenda, e non c'è serenità né da parte di chi ha pronunciato quella sentenza, che infatti è stata impugnata adesso in Cassazione ed è stata anche oggetto di una iniziativa legislativa che mira a rivendicare in capo all'organo esecutivo e poi al Parlamento, che dovrà confermare, ratificare e convertire il decreto legge che è stato emesso dal Consiglio dei Ministri, la competenza esclusiva a stabilire quali sono gli stati a rischio per il respingimento degli immigrati. Tutto parte da una sentenza della Corte di Giustizia europea del 3 ottobre che io ho letto e che è relativa al caso di un immigrato originario della Transnistria, che sarebbe una provincia della Moldavia, che in realtà si è dichiarata indipendente e non è riconosciuta da nessuno, forse dalla Russia, nel 1991, che ovviamente è area non sicura. E infatti la Corte europea ha detto se consideriamo la Transnistria una parte della Moldavia, dobbiamo ritenere che non sia sicuro. Giusto? Giusto, ma cosa c'entravano quelli di Roma con questa sentenza? L'hanno interpretata ad nutum, a piacimento, stravolgendo. Allora deve essere l'orco. Io sono dalla parte di Nordio, che ha preso una posizione molto chiara. Il ministro Carlo Nordio, che noi abbiamo conosciuto, che io ho avuto il piacere di avere anche come magistrato interlocutore nelle aule giudiziarie, una persona di cultura e serietà indiscutibile, e lui ha detto: questa sentenza veramente è abnorme, è una sentenza intollerabile, è una forzatura. È l'organo di governo e l'organo parlamentare, poi quando convertirà quel decreto, che ha il titolo, la competenza per stabilire quali sono i paesi sicuri e quali no. E non si può utilizzare, stravolgendola, una sentenza della Corte di Giustizia europea per dare una spaccata al governo. Questo è il punto. E tanto è vero che anche all'interno delle associazioni, io le chiamo partitiche, che non dovrebbero esistere, della NM, vi è stato chi ha preso posizioni sì, questi ultimi giorni assolutamente sì. Avvocato Morosin, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata. È volata proprio. Io devo dire grazie, perché insomma abbiamo scoperto magari alcuni punti dell'autonomia, di questo cammino che insomma è lunghissimo da tanti anni, ma anche sulle sue origini, insomma ci ha raccontato veramente tante cose, quindi grazie. Un ultimo pensiero sul futuro: arriverà o non arriverà l'applicazione effettiva? No, non arriverà, non può arrivare, perché c'è una malafede da parte delle istituzioni. C'è un principio che anche la Corte Costituzionale ha enunciato più volte, quello della leale collaborazione tra le istituzioni. Lo Stato è sleale, questa è la realtà. Non lo dico io, lo dicono gli illustri esperti che hanno seguito in prima fila. Quindi bisogna che ci sia maggior volontà di collaborare seriamente, di confrontarsi senza avere riserve mentali. Il Veneto ha bisogno di un interlocutore leale e serio. Ecco, abbiamo sentito il punto di vista dell'avvocato Alessio Morosin, che io ringrazio per la presenza. Grazie a voi dell'invito. Come sempre, grazie a tutti voi per averci seguito, vi auguro una buona serata.